Le simulazioni nel mondo del calcio ci sono sempre state e chi simula c'è in terza categoria come nei massimi campionati dilettantistici, nei massimi campionati professionistici e quindi insomma è una realtà con cui fare i conti. Parleremo di questo, quindi delle simulazioni nel calcio che viviamo tutti i giorni, parliamo di arbitri, parliamo di Serie D, parliamo di futuro del calcio locale con due ospiti d'eccezione a cui diamo un caloroso benvenuto. Matteo Nichele, che è uno scout del Bassano, grazie Matteo per essere qui con noi, Ciao, grazie a te. e bomber Nicolò Visinoni, da poco approdato a San Martino di Lupari, sponda luparense, ma giusto per darvi così, inquadrare il bomber che abbiamo qui, Union Pro, Montebelluna, Cartigliano, Montecchio, Dolomiti Bellunesi, Bassano e Chievo, in Serie D 64 gol segnati. L'anno scorso a Bassano Nicolò 13 gol in 14 partite, quindi insomma parliamo di uno che il fiuto del gol ce l'ha. Ma prima di andare ad analizzare insieme il campionato di Serie D e andare a fare un po' le pulci in casa luparense e in casa Bassano, Matteo, partiamo da te perché abbiamo lanciato un po' anche questa valutazione sul tema delle simulazioni in campo, che l'abbiamo detto ci sono sempre state, eticamente, sportivamente sono chiaramente un atteggiamento da condannare, però partendo dal caso clamoroso Bastoni-Calulu, insomma la polemica è divampata, le simulazioni, quello che è successo è ipocrisia o antisportività? Cioè tu come l'hai vissuta? Diciamo che c'è un fondo di antisportività, si chiama simulazione, no? E quindi fingi qualcosa. Però da quando sei piccolo, da quando sei il campetto di casa, per vincere contro il tuo amico, usi tutte le armi che hai e ogni tanto succede che per guadagnare qualcosa fingi una trattenuta, fingi un calcio, e poi quando lo vedi a livello mondiale fa clamore, però secondo me fa parte del gioco, quindi la mano de Dios è forse la simulazione più grande che sia esistita. E E lì eravamo a un campionato del mondo. Esatto, e comunque è una cosa che ha fatto innamorare qualcuno, no? La mano, quindi va gestita in una maniera secondo me un po' diversa, dopo analizzare che l'arbitro non possa tornare indietro nella valutazione, quindi quella è già un'altra cosa, però la simulazione c'è sempre stata, secondo me ogni tanto è anche giusto che ci sia, però va gestita in una maniera diversa da quella che è stata nell'ultimo caso clamoroso, insomma, ecco. Nicolò Visinoni, storico simulatore. Sto scherzando, chiaramente. Purtroppo è vero. Purtroppo è vero, ce lo conferma. Quanti di quei 64 gol sono nati per simulare? Fa parte di questo però, mondo, purtroppo. Da calciatore che vedi insomma una realtà diversa rispetto a quella della Serie A, rispetto a una Coppa del Mondo, perché giochi in Serie D, nei nostri campi scene di ordinaria simulazione si vedono, magari non così accentuata, nel senso che forse quello che ha dato fastidio è stata l'esultanza di Bastoni, ma anche in quel caso c'è chi la giustifica, dice era un Inter-Juventus, cioè da calciatore come le vivi quelle situazioni? Allora, ti dico, io sinceramente non condanno nessuno e non penso che ci sia un giusto o un sbagliato, perché ovviamente è uno sport e presi dalla foga del giocare si può fare qualsiasi cosa, ovviamente tra insulti e cose vengono fuori di tutto di più, ovviamente penso che sia una cosa sbagliata a livello magari morale, etico, perché lo sport dovrebbe essere sportività, perché è proprio sport, però fa parte ormai di questo mondo da sempre, convivi quasi, no, non è che solo che ci convivo, è il fatto che comunque io lo faccio di lavoro, quindi lo vivo proprio in maniera completamente diversa. Ovviamente nei nostri campi non fa così tanto clamore perché siamo visti ovviamente in maniera diversa dalla Serie A, da Inter-Juve, da un derby importante, quindi sicuramente è una cosa sbagliata e so che è una cosa sbagliata, però fin da piccoli abbiamo sempre vissuto questo mondo cercando di condividere più. Capita sempre questo un po', soprattutto in Italia, no? Succede l'episodio clamoroso e ci si sveglia come dal torpore a dire è uno scandalo, però effettivamente è
da sempre. Sì, secondo me infatti ci sono tante cose da cambiare. Prima non va giustificata. No, non va la giustificata simulazione, assolutamente. Però non la scopriamo oggi. No, infatti assolutamente, solo che magari ad esempio in questo momento qui c'è ad esempio il discorso del VAR che non può essere richiamato per una cosa del genere, ci sono magari cose prima che bisogna cambiare piuttosto che queste cose qua, perché ovviamente il giocatore in quel momento lì si sente toccare o vede la possibilità di avere un vantaggio e se lo prende a prescindere da che categoria, a prescindere che partita, a prescindere chi è l'avversario, può essere anche suo fratello, ma ovviamente non si guarda in faccia a nessuno. Matteo Nichele, tu ti occupi di scout e questo mi permette di aprire un altro fronte di discussione che stiamo portando avanti con i nostri ospiti qui a Corner Sportivo. Perché? Perché l'abbiamo già raccontato, per la prima volta nella storia quest'anno i tesserati del tennis, i nuovi tesserati, hanno superato i nuovi tesserati del calcio. È un sorpasso storico, ma veniamo un attimo a monte. Tu che lavori, insomma, hai fatto tutta la trafila, no? Da calciatore, poi dirigente, adesso talent scout e scout vero e proprio, quindi osservatore. Il tennis a livello, parliamo in Italia, no? Il tennis a livello di interesse per i giovani a Sinner, no? I bambini eccetera eccetera vedono un modello. Ci sono il volley che vince i campionati del mondo e quant'altro, le Olimpiadi dove l'Italia fa incetta di medaglie fortunatamente, anzi in bocca al lupo ai nostri azzurri, gli ultimi che stanno gareggiando. In Italia questo sorpasso si può giustificare ad esempio col fatto che abbiamo una nazionale che non vince dal 2006 il mondiale, poi insomma, c'è stata la parentesi dell'europeo, ma che adesso fa fatica, che rischia di saltare, speriamo di no, il terzo mondiale di fila? Può dipendere da quello, da una Serie A che non è come la Premier? È questo forse il motivo? Sicuramente vedere immagini di gente che gioisce, di un paese in festa per qualcuno che ha raggiunto un obiettivo, quindi Sinner, le nazionali, le Olimpiadi, il bambino quelle emozioni le sente, le vede come noi vedevamo Rai 1, perché noi vedevamo il calcio su Rai 1, la domenica sportiva, 90° minuto, esatto. Mezz'ora, tanti gol, e lì ti mettevi sulla TV, non mollavi mai, non ti staccavi più, emozione fuori e lì ti appassionavi. Adesso oltre ai risultati che non ci sono nella nazionale di calcio, c'è anche una conoscenza diversa dei ragazzini che comunque hanno modo di avere lo sport 24 ore su 24 nelle televisioni, cosa che noi non abbiamo mai avuto perché noi avevamo sprazzi di sport in TV, no? Sì, e quindi la maggior conoscenza porta anche i ragazzi a provare questo, a provare quello, a provare quest'altro, no? Detto questo, sicuramente i risultati influiscono anche nelle mode, no? Adesso Sinner ha calcato, sta creando un'epoca dove sicuramente un bambino è più facile che si innamori nel tennis. Magari fra un mese ci sarà un boom di iscrizioni di slittino, perché comunque anche lì stanno trasmettendo di curling, perché avendo un successo clamoroso. Curling è una roba impressionante, sono tutti attaccati lì, e quindi tra video che è cambiata e risultati un po' tutto influisce, ecco. Nicolò, tu sempre da calciatore che hai fatto, comunque ormai sei uomo spogliatoio, nel senso hai collezionato una bella carriera alle spalle, insomma, ti auguriamo tanti anni ancora davanti. Grazie. Però insomma ormai cominci ad avere una certa esperienza, no? Una certa maturità nel mondo del calcio. Come è cambiato l'atteggiamento dei giovani che si inseriscono in una squadra, in un contesto di gruppo? Perché anche questo è un altro tema dove poi coinvolgiamo anche Matteo Nichele, ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa con i diretti interessati, con allenatori, con giocatori che dicono: un tempo i giovani entravano a testa bassa nello spogliatoio, c'era più rispetto, c'era più soggezione. Adesso com'è cambiato il rapporto tra il ragazzino che entra nello spogliatoio della prima squadra e i giocatori veterani? Allora, è una bella domanda, perché secondo me, io l'ho vissuta, ovviamente ho vissuto il cambiamento, tutte insomma, le ho fasi, no, del vissuto sia cambiamento. i vecchi Sì. e adesso io sono uno di quei vecchi e quindi sì, l'ho vissuta in maniera un po' particolare, perché credo che non siano cambiati i giovani, ma credo che siano cambiati proprio i vecchi,
sono persone diverse. Una volta i vecchi È una bella chiave di lettura. sì, erano molto più scontrosi, molto più rigidi, molto più meno ti concedevano meno cose, diciamo. Adesso si attaccano su qualsiasi cosa e quindi ovviamente il giovane fa fatica ad entrare in uno spogliatoio. Ovviamente ci sono giovani e giovani anche in questo momento qui, secondo me, con il discorso dei social, con il discorso sono anche molto condizionati, riescono a vedere, come diceva prima Matte, tutto, e quindi hanno altri, magari anche, non dico altri obiettivi, però magari hanno anche altri pensieri magari rispetto al mio, che quando ero piccolino arrivavo dopo scuola, mangiavo e la prima cosa che facevo era andare a giocare a calcio, a prescindere da campo o patronato, parco. Cioè io andavo a giocare a calcio e stavo 10 ore e facevo quello. Adesso magari sono focalizzati un po' più su altre cose e in questo momento entrano in spogliatoio magari consapevoli di altre cose, e c'è qualcuno che si atteggia in maniera diversa e qualcuno che, come me, era un ragazzo normale, nel senso niente di... Matteo, tu che hai a che fare con tanti giovani, hai anche allenato, insomma, formazioni giovanili, è cambiato? Cioè, sei d'accordo con la chiave di lettura di Nicolò? Sì, sono completamente d'accordo con la chiave di lettura di Nicolò, perché è cambiato secondo me più il vecchio che insegna, che trasmette il principio, che il giovane. Il vecchio di una volta percorreva una strada ed era quella dell'imposizione, di castighi, quelle cose lì, no? Adesso il vecchio o cambia la strada e prova il coinvolgimento, prova di sostenere il giovane anche dopo l'errore. Una volta non ti concedevano l'errore, vivevi crescevi con la paura dell'errore, non sbagliavi, ed era anche limitante questa cosa qua, no? Perché tu non provavi mai. Adesso, con i giovani di adesso, che hanno molta più, diciamo, conoscenza teorica, appunto perché hanno meno conoscenza pratica, invece noi facciamo molta più pratica e meno teoria, quindi arrivavamo magari più pronti. Si è ribaltata. Esatto, arrivavamo più pronti, no? Arrivavamo più pronti dal punto di vista pratico, ma meno, con conoscenze limitate. Adesso, se noi riusciamo a sfruttare le conoscenze che hanno loro, coinvolgendoli di più, aiutandoli di più, secondo me è un patrimonio che possiamo sfruttarlo. Non vorrei che, come nelle scuole, le maestre, cioè, ci nascondiamo dietro ma i genitori sono cambiati, non posso più fare niente. Ma insomma, tu sei a scuola, devi insegnare, non è che ti puoi... Dopo sono d'accordo che le maestre, come una volta, non possono più toccare i bambini, e ci mancherebbe altro. Però io penso che una botta sulla mano col righello, adesso un genitore lo deve anche accettare, quindi anche noi, che io mi metto dentro che sono un genitore, dobbiamo permettere a chi insegna ai nostri figli di usare più armi possibili, no? E invece adesso una generazione del nostro mi metto dentro io, sono più invasivi, vogliono essere presenti, vogliono capire perché la maestra o l'allenatore decide così, cose che i nostri genitori non facevano, quindi c'è un po' di confusione. Tanti secondo me si nascondono dietro i bambini, tanti però sono bambini come eravamo noi, e bisogna imparare a sfruttare le proprie risorse, no? Sì, beh, chiaramente sono metodi educativi, sono cambiati, insomma, non c'è più, posso dire anche fortunatamente, la maestra che dà la bacchettata, no? Però il principio esatto. È quello chiaramente di magari avere genitori meno invasivi in certe cose. Insomma, nei campi da calcio spesso vediamo spuntare quel cartello, se credi che tuo figlio è un campione, non portarlo qui, no? È un messaggio comunque che indirizza la mentalità di una società, no? Bene, allora, prima di passare alla Serie D, campionato che i nostri due ospiti conoscono perfettamente, domandina di chiusura per quello che riguarda le chiacchiere calcistiche che abbiamo fatto a inizio podcast: la disciplina batte il talento o il talento batte la disciplina, Nicolò? Vabbè, ovviamente la disciplina batte il talento, però senza il talento non vai avanti, secondo me, perché ovviamente il talento fa parte. Il talento poi è anche, lo puoi allenare, non è una cosa che non si può allenare, che dici uno nasce Messi e basta. Cioè Messi sicuramente è nato con delle capacità importanti, ma comunque si è allenato per diventare quello che Cristiano Ronaldo, sì, no? Sì, poi magari Cristiano Ronaldo aveva magari delle capacità minori rispetto a Messi, però si è allenato nettamente di più e quindi è riuscito comunque a ottenere i massimi, diciamo, i massimi, no? esatto. Quasi. Sì. Disciplina batte talento? Ovvio, sempre. Però il talento... No, cioè la disciplina ti fa guadagnare
quelle Fa 2 recuperare, 3 categorie in insomma, no? più rispetto al tuo talento di base, quello è il discorso. Era talentuoso Matteo Nichele ai suoi tempi? Talentuoso no, era un po' più Un po' più rude. disciplina fuori dal campo, in campo era un po' indisciplinato. Vabbè, però. Con te non simulavano perché le prendevano, quindi Ma beh, con me non c'erano simulazioni. Sì, quando cadevano era perché li Era avevo perché- presi. Qualcuno se lo ricorda ancora i... Penso di sì. i segni dei tacchetti. Però senza mai voler far del male agli Senza mai avversari. cattiveria, insomma. Agonismo sportivo, Sì. va bene. Allora, campionato di Serie D, Nicolò, tu sei arrivato da poco a San Martino di Lupari, però insomma, prima domandina per tutte e due. Testa e coda, i giochi sono fatti, Treviso promosso, Portogruaro retrocesso? Ma il campionato è ancora lunghissimo, può succedere ovviamente qualsiasi cosa, dopo ovviamente si è delineato, quindi il Treviso sicuramente favorito, il Portogruaro Treviso purtroppo ha 13 punti di vantaggio sulla seconda, il Portogruaro ha 11 punti, l'Adriese che è penultima ne ha 17. Sì, sicuramente si è un po' delineato, comunque mancano ancora 10 partite se non sbaglio, Sì. e quindi ci sono 30 punti disponibili, nel senso il Treviso se non li fa rischia che dietro qualcuno si possa attaccare, dopo ovviamente è molto difficile, ovviamente hanno fatto un campionato fino adesso straordinario e spero che continuino a fare quello che stanno facendo, perché sarebbe un peccato arrivare adesso Sarebbe fatto veramente, finish. sportivamente parlando, Sì, un dramma sportivamente, sportivo, sì, certo, cioè, certo. insomma, un campionato stradominato, insomma, adesso, con tutti gli scongiuri Sì, dovrebbero per il Treviso. invertire tutti i numeri che hanno fino adesso. Esatto, quindi- cioè dovrebbero veramente esatto. cambiare completamente senso alla stagione. Sarebbe difficile. Portogruaro, giù i giochi, come li vedi Matteo? Perché Portogruaro e Adriese sembrano le due squadre più in difficoltà. Ma no? Portogruaro c'è da mettere dentro la situazione societaria, no? Sì. Che quindi è un aggravante. I ragazzi, da come sento, i ragazzi che sono lì stanno vivendo una situazione un po' difficile, quindi ovviamente ne risentiranno. Non stanno sbragando perché comunque i risultati anche domenica mi pare che hanno perso all'ultimo. Li tengono quindi in bilico. Sì. sono vivi, però quando sei magari stanco e devi buttare il cuore oltre l'ostacolo, entra che non ti pagano, che sei, quindi non lo fai, e secondo me il Portogruaro, per quel che riguarda l'ultima posizione, potrebbe essere un po' delineata la situazione. Invece Bassano e Luparense. Bassano quota 32 punti, Luparense quota 30, un margine discreto sulla zona play-out, ma insomma chiaramente queste due squadre qui per blasone, per organico, per prestigio della società meritano sicuramente insomma, di vivere una stagione, almeno un finale di stagione tranquillo, in vista dell'anno prossimo, e l'inserimento in organico di Nicolò è visto un po' come quello di Mister Zanini, è visto un po' come una semina per la prossima stagione, o no? Perché insomma sembra che insomma si stia progettando, insomma cominciando adesso a pensare anche un po' all'anno prossimo. Allora, la Luparense secondo me in un sacco di anni ha cercato di fare grandi campionati, a volte ci è riuscita, a volte un po' meno, e sicuramente ha l'obiettivo, il presidente è una persona molto ambiziosa e sicuramente puntano molto in alto. Non ti nascondo che stanno facendo un progetto importante a livello anche di campi, a livello di Sì. cose societarie dietro che non riguardano solo la squadra in sé, Certo. e che quindi quello, avendo vissuto ad esempio la realtà delle Dolomiti Bellunesi, loro prima avevano sistemato quelle cose là, sistemando i campi, spogliatoi, E poi di conseguenza hanno fatto una buona squadra e quelli li ha portati ad arrivare al risultato che sono arrivati. Quindi secondo me prima c'è la progettazione che sta dietro alla squadra, perché spendere i soldi per la squadra senza avere un campo dove ti alleni e questo sicuramente. ovviamente. Però adesso stanno facendo quel tipo di progetto là, quindi hanno capito bene cosa vogliono fare e secondo me in un paio di anni riescono a... Mi auguro per loro. Però obiettivamente quest'anno insomma la stagione possiamo definirla un po' andata, cioè nel senso non sottovalutiamo il discorso di chi sta dietro, però non si può neanche pensare di vincere il campionato no, quest'anno. quello no? sicuramente Quindi no, quello i due sicuramente estremi no. Ti chiedo, conoscendo un po' anche la piazza di San Martino, come vengono affrontate queste ultime 10 giornate? Perché ti faccio questo ragionamento. Chi dice, ok, il nuovo mister, Bisinoni, eccetera, eccetera, si sta programmando l'anno prossimo. Però, se vanno male queste 10 giornate qua, cosa che non auguriamo chiaramente alla Luparense,
il rischio, cioè bisogna rimanere già concentrati su quest'anno, non si può giocare queste 10 partite con superficialità perché si sta già pensando all'anno prossimo, o no? Quello assolutamente, ma comunque chi fa il mio mestiere pensa sempre in settimana in Sì. settimana, non si pensa mai prossimo anno. Allora, 5 partite di seguito vanno Esatto, via. esatto, quindi non si pensa a quello, ad esempio il fatto che ci si manchino 10 partite, io penso che domenica si gioca e bisogna fare punti, basta, non è che si pensa a cosa si fa il prossimo anno o alla fine del campionato. Quindi sicuramente magari all'interno di società ci sarà una progettazione e tutto, però Ma comunque non c'è il rischio che siete staccati da quest'anno? No, alla fine comunque io sono arrivato da poco, comunque 3 partite, ho visto i ragazzi sono fortissimi secondo me e non meritano assolutamente di avere 30 punti, però il calcio la palla è rotonda e nelle ultime 3 partite ad esempio abbiamo fatto nettamente meglio dell'avversario e abbiamo fatto solo un punto, quindi dici com'è possibile? Bella domanda, se avessi un libro o comunque un manuale dove fosse sì. scritto Sì. il perché e il come si fanno a vincere le partite, probabilmente ce l'avrebbero tutti e quindi tutti vincerebbero i campionati tutti gli anni, invece non è così. Però Quindi rispetto a qualche anno fa, quello che dicevi è importante, cioè la programmazione che si sta facendo sia come struttura che come società è un segnale importante di porre delle basi su cui costruire qualcosa che non è ancora arrivato a San Martino di Lupari, come insomma lo sappiamo tutti, insomma, il professionismo che è un po' l'obiettivo del presidente Zarattini. Bassano è partito bene, poi ha avuto un po' un momento di flessione, Matteo, in queste ultime settimane. Resta comunque un campionato sicuramente buono, resta comunque il bicchiere ancora mezzo pieno. Beh, finisse adesso il campionato, penso che la società sarebbe... contento, sì, no? siamo decimi, insomma, poi bisogna sempre analizzare anche le risorse che uno mette nel piatto, insomma, il nostro presidente, la nostra società è una società seria, sta facendo i passi in base alle gambe che ha, si sta concentrando anche il Bassano a rinnovare il centro sportivo ed è secondo me la cosa più importante che deve fare in questo momento, perché penso che un'identità, una credibilità, una solidità di una società sia data anche dalle strutture e da lì poi dopo ricamare e provare a fare altre cose. Ci stanno provando al Quartier Pre, spero che ci riescano al più presto e da lì secondo me il Bassano ha una base sia societaria sia in campo che sono un nucleo che potrebbero sfruttare per i prossimi 2 o 3 anni, no? Però ci vuole un po' di progettualità ovviamente e lucidità, insomma, quindi mai farsi trasportare dai risultati troppo positivi, mai quando sono troppo negativi. Certo. Avere sempre il focus sugli obiettivi e noi insomma ci siamo dentro, ecco. Bassano e Luparense sono 2 grandi allenatori che sanno gestire sicuramente le situazioni, sono l'ambiente, sì, lo spogliatoio, lo sanno gestire assolutamente, perfettamente. confermo. Anzi, salutiamo i 2 mister. Matteo, secondo te i playoff in Serie D hanno senso? Allora, no, perché non portano a nulla se non a un mese in più per le società, a energie in più per Campi, movimenti, per una cosa nulla. Quindi secondo me sono messi in piedi più che altro per evitare situazioni sgradevoli alle ultime partite, no? E che sennò uno a maggio potrebbe essere fuori e cominciamo a regalare, quindi sono lì per tenere vivo tutti i punti fino alla fine, però sarebbe ora di cominciare a studiare qualcosa che ti porti, se vinci i playoff di Serie D, no? Perché... non lo so, si trovano quelli che vincono, cioè almeno una deve vincere, se no per cosa giochiamo, hai capito? Playoff di cosa? No, ma assolutamente. Nicolò, playoff? Noi dici... No, ha senso. Ok, infatti ho detto, in questo momento qua pensiamo pensiamo a salvarci prima e dopo... No, il discorso dei playoff sono d'accordo con Matteo, perché giustamente sono fini a se stessi, sono partite messe lì per arrivare a fare niente, perché dopo non vai a giocare con altre squadre da altre parti, non è che fai
chissà che fai un sacco di chilometri per poi dopo Sì. non aver No, niente. in realtà insomma il senso è abbastanza sminuito poi da quella che è l'utilità dei Beh, playoff. però una volta, cioè io sono arrivato col Sandonau, mi pare, abbiamo vinto tutti i playoff del girone, siamo andati dentro, abbiamo fatto la finale nazionale Sì, contro il sì, Cosenza, quell'anno lì il Cosenza è stato ripescato in Sì, hai Serie punti. C. Sì, hai punti in graduatoria. credo, Esatto, sì. poi questa... Certo che esatto, no? Bisognerebbe valorizzarli un Un po' po' di più. sì, insomma. cioè- Sì, però non c'è c'è la certezza che Non se c'è te la la vinci, certezza, non nel c'è, senso però- c'è il ripescaggio che è una cosa Esatto. che ti dà dei punti se un'altra squadra non si iscrive, cioè non è... No, ha non è un la stessa senso cosa. probabilmente se gli dai un significato, cioè Esatto. alla fine, Certo. indipendentemente dai ripescaggi, cioè, dovrebbe garantire il posto. Esatto, insomma. esatto. Ecco, certo. questo sarebbe sicuramente magari un aspetto da approfondire. Nicolò, non c'è nessun attaccante della Luparense nei primi 10 posti della classifica marcatori. Come mai? Io sono arrivato tu adesso, sei non so, innocente, io perché sei potrei, appena cioè, adesso arrivato. non so neanche quanto sia la quota a 10, che è 7 gol mi sembra. Ah, ok. Quindi ce la posso Ce ancora la puoi fare, fare, diciamo, ce la puoi sì. fare. Bisogna che... No, sicuramente hanno avuto dei problemi a livello realizzativo, ma quando la squadra non fa gol di solito non è solo colpa dell'attaccante, perché ovviamente è la squadra che deve giocare e se fa gol il centrocampista, fa il difensore, si vince la certo. partita, va benissimo lo stesso. Quindi a livello realizzativo sicuramente hanno avuto dei problemi e infatti rispecchia un po' anche la classifica. Che Non per niente hanno preso Nicolò Visinoni. No, vabbè, speriamo di aiutare, sì, sicuramente o con gol o comunque con prestazioni. Dopo l'importante ovviamente è vincere le partite. E mi auguro che qualcuno riesca, almeno dalla Luparense, ad arrivarci nei primi 10 posti a livello di soddisfazione personale, perché poi dopo a livello di numeri non è No, che beh, certo. non serve. Io non so se ti ricordi, ma io le partite di Nicolò le commentavo anche quando sì. giocava a Cartigliano. Esatto. E oltre ad avermi fatto perdere la voce in più di un'occasione, in quel periodo che sei rimasto a Cartigliano in Serie D facevi anche segnare, quindi oltre che segnava, comunque era l'imprevedibilità, il rigore, eccetera. Nicolò Visinoni scatenato. Sì, ne ho fatti tanti di assist anche. Che ricordo hai di quel periodo Di Cartigliano, a Cartigliano? ho solo ricordi bellissimi, ho conosciuto veramente, forse è stato uno dei periodi più belli della mia vita a livello non calcistico, perché calcistico ho fatto anni migliori, però a livello di persone, conoscenze, ho conosciuto veramente persone che tengo ancora, cioè che sento tuttora, che auguro veramente il meglio, quindi ho un ricordo bellissimo, perché comunque poi abbiamo fatto una cavalcata veramente importante. Sì. Era il primo anno della Serie D, il primo anno che comunque cioè, i ragazzi, tanti facevano il primo anno, quindi è stato proprio tutto bello. Cioè, eravamo un gruppo e che alla fine in queste categorie qua, anche nelle categorie superiori, ma in queste categorie qua il gruppo conta più dei nomi, dei soldi, delle strutture. E quindi è stato un anno veramente... Assolutamente. Ora siamo quasi in chiusura. Matteo, non ci sono più le bandiere nel calcio professionistico, ma questo poi si ripercuote un po' a cascata anche nel calcio dei dilettanti. Bassano però ha una grande forza, c'è un senso di appartenenza profondo alla società, al territorio. La casacca giallorossa, i giocatori che la vestono, anche Nicolò insomma l'anno scorso, la sentono. Questo è forse il vero punto di forza del Bassano. Sì, cioè, è la strada che ha intrapreso la società, con uomini in spogliatoio che hanno capito questo, che riescono a trasmettere ai nuovi che arrivano. E c'è un gruppo di 5-6, diciamo, over, che sono ragazzi molto diligenti, molto intelligenti, sono qui della zona, quindi sentono la maglia come una seconda pelle e la stanno trasmettendo, quindi questo fa crescere la credibilità della squadra, crescere l'identità della squadra e, come dicevamo prima, l'identità ma in qualsiasi lavoro come nel tuo, cioè, la credibilità, l'identità è la cosa più importante, e questi giocatori che abbiamo del nucleo storico, diciamo, ci stanno aiutando a noi come società, come dirigenti, a trasmettere questo, e speriamo di riuscire a sfruttare questo gruppo per il maggior tempo possibile, perché è una risorsa veramente importante, cioè non è scontata, ecco. Assolutamente. Ultima domanda, risposta secca, 2 secondi a testa. Serie D, qual è la squadra rivelazione finora della stagione? Matteo.
Guardando la classifica io dico Altavilla. Nicolò? Anch'io volevo dire proprio Altavilla. Ok, quindi l'Altavilla vince Sicuramente, il sicuramente. premio sorpresa del 2026. Siamo arrivati alla fine del nostro corner sportivo, in questa piacevolissima chiacchierata con i nostri due ospiti che ringrazio, Matteo Nichele, Grazie a te, scout è del stato un piacere. Bassano, e bomber Nicolò Visinoni. Aspettiamo di vederti gonfiare la rete con la maglia dei lupi. Speriamo, Va grazie bene? a tutti. Quando è che torni in campo? Spero questa settimana, se non la Perfetto. prossima. Benissimo, quindi mi raccomando, occhio a Bomber Visinoni. Grazie a tutti, mi raccomando, seguiteci nei nostri canali, seguiteci sul nostro canale YouTube, sui nostri social, attivate la campanella e appuntamento alla prossima puntata.